Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e bada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, regalà, 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 boom! Lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto e lo regala il mio amoretto questa sera quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, boom! Ma perché mi batte il cuore e mi fa piangere, servirà. Buonasera, buonasera amici di Telefriuli, buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con questa nuova serie di 10-100.000. Sigla ovviamente sempre recuperata da alcuni brani particolari che solo il nostro DJ Gianmarco De Michelis riesce a trovare e a recuperare e che ci offre il sottofondo musicale di tutta questa trasmissione. Grazie ovviamente a coloro che ci hanno scelti la scorsa settimana e ci ha fatto molto piacere, insomma vi è piaciuta la trasmissione, questo è un onore per noi ed è la cosa per la quale siamo qui a trascorrere un'oretta e mezza insieme a voi, dove parleremo di musica, di spettacolo, di cultura, oggi faremo anche vedere dei libri molto particolari, parleremo di quelle che sono state le discoteche negli anni 90, insomma continueremo a trattare quelli che sono gli argomenti che 10-100.000 affronta, insieme ovviamente ai soliti amici storici della trasmissione e poi a loro si aggiungeranno nuovi ospiti. Lo studio siamo solo con Gianmarco e con Daniele Bellotto perché poi gli ospiti arriveranno mano a mano perché dobbiamo ovviamente rispettare tutte quelle che sono le normative e le distanze di sicurezza. Sono chiuso tra i plexiglass e quindi sono assolutamente, li vedete ecco a questo punto, quindi ci manteniamo distanze così. Sentite, io comincerei subito con un po' di musica perché abbiamo Daniele Bellotto. Buonasera. Bellotto, proprio carino, proprio carino. Allora, Daniele, parlando l'altra puntata e poi prima, ci siamo confrontati, ci è venuta un'idea, lui ama le canzoni italiane, allora potrebbe diventare in qualche modo l'esecutore di brani famosi della nostra canzone italiana. Bella idea, volentieri, dici, guarda, volentieri. Senti, che canzone ci presenteresti? Allora stasera io ho scelto una canzone di Gianni Morandi, sempre di qualche anno fa, Scende la pioggia. Con noi Daniele Bellotto e 10-100.000 comincia. Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. E fuori dai tuoi sogni l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. E basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo.
Bravo! Grazie. Bravo, bravo il nostro Daniele Bellotto con Scende la pioggia, un classico di Gianni Morandi e sapete, chi ha già visto la scorsa puntata sa già quali sono un po' gli ospiti fissi di questa nostra trasmissione. Abbiamo davvero tanti amici che ci sono venuti a trovare, che hanno accettato l'invito di stare insieme a noi e tra questi c'è colui che davvero fa sorridere da più di 40 anni intere generazioni della nostra regione e non solo. Con noi Sdrindule! Ah, che bello che è! Bella questa musichetta, ti tocca metterti sempre lì, ti bacio. Buonasera a tutti. Cosa ridi? Ci ha detto che due, ma come si permette? Sì, guarda che non siamo a Sanremo che si baciano, hai visto l'altra sera. Un salutino prima di tutto, caro Michele, ai miei due nipotini, come l'altra trasmissione. Assolutamente. Perché dormivano già e non mi hanno visto. Fabio e Sofia. E adesso dovrei farvi ridere. Ma come fai? Poi mi hanno detto anche che ho messo... Tu sai a proposito, Michele, perché dopo i 40 anni cresce la pancia? No. Non sai? No, non ho idea. Perché prepara un tetto a un disoccupato. Cosa ridi? Chiaro. Vedi come si approfittano i giovani. Niente, mi hanno fermato il carabiniere, avevo bevuto e mi ha detto scenda dall'auto. Perché ridi? E io ho detto sono un po' bevuto, è meglio che salga lei. Poi un caro saluto alla trasmissione, a Telefriuli, a tutto lo staff di 10-100.000 da Fritz di Camporosso, che lui ha delle espressioni libidinose una volta all'anno e non è il solo. E allora l'altra sera gli ha detto a sua moglie, che tu conosci bene, la Frizza, Ci mancherebbe. gli ha detto dimmi qualcosa che mi faccia sentire un toro. E lei ha detto hai le corna. E dopo, sempre nell'intimità, l'altra sera dopo tanto tempo, si è rivolto alla moglie e ha detto non mi avevi mai fatto certe cose? In 50 anni, sei bravissima. E lei ha detto è un anno che vado a ripetizione. Lo sapete già. Poi mi hanno fatto delle richieste perché voglio, sai, certe barzellette se le ricordano per anni. Sempre verdi, come si dice. Sempre verdi, piacciono sì, sempre. specie quelle sui triestini, sai. Allora mi tocca, devo accontentare il mio grande amico lì di Remanzacco, che vuole sempre la stessa barzelletta, è 30 anni che mi conosce. Quella di Stilio, te ga trova lavoro, te dovrei essere contento, invece te ga una faccia come un funerale. Ha detto, se un lavoro, uccia, sai pesante. E cosa fa? Trasporto sacchi di cemento dal primo all'8° piano, senza ascensore. Mal di schiena, mal tutti gli ossi, ginocchi che cedi ormai. Penso che mollo tutto, non è per me, non è per un triestino, troppo pesante. E da quanto tempo te lavori? Dovrei cominciare domani. Posso andare adesso? Perché vuoi già andare? Sì, meglio che vado. Ci lasci? No, tu dammi il tempo. Mai ancora un paio di minuti, dai, perché lo teniamo. Cosa dite voi a casa? Lo teniamo ancora qui. Attento. Ma Guarda, lui faceva una volta, io facevo Fritz e lui faceva Stritz. Sì, io facevo Stritz, sì. E ti ricordi le vecchie battute che facevamo? Erano altri tempi. Vai. Fritz! Cosa c'è? Sono disperato, non riesco a scacciare una mosca dalla cucina.
È facile, basta che vai a cagare in salotto. No, questo forse non lo dovevi dire. Cioè, Così, esplicito. giusta, leggera. Se dovevo dire vai a farla, era. ok, cancelliamo questa. Sì, Facciamo ma una... poi cancelliamo. Fritz! Cancella. Dimmi. Dove posso trovare la lana di vetro? È facile, vai dalle pecore di Murano. Ecco, questa si poteva dire. Queste potevamo Questa dire. sì, Sì. Vabbè, no, ho sentito parolacce perfino a Sanremo, e allora dai. Buon, cosa dovevo... Mi dispiace non venire vicino a te, Ecco, questo. perché non si può, vedi, questa è la cosa che mi manca, il contatto con Sdrindule, ci diamo solo di gomito. Sdrindule, messa male, dire diamo solo di gomito non è bella, potrebbe essere male interpretata. Sdrindule con noi. Pensa tu, vado, a dopo. Ciao. Ciao Sdrindule. È arrivato il virus corona, calva di mone, tutti un po' dal virus corona, ma il furlan all'uttacone. Chi è? Io volevo cercare di passare da perché poi ho la regia che mi dice mettiti al centro, allora devo stare attento ovviamente. Io voglio anche dire, prima giustamente Hermes ha detto che ha ringraziato coloro che ci hanno seguiti ovviamente su Telefriuli, ma ricordate anche in streaming su telefriuli.it e poi ovviamente le puntate, così come tutta la programmazione di Telefriuli può essere vista su YouTube, quindi se vi siete persi qualche trasmissione della vostra emittente preferita ovviamente la recuperate lì, quindi la potete vedere, rivedere, riascoltare. Bene, vedo un primo piano su Ettore che è un po' la nostra mascotte, però ecco, facciamo vedere che c'è, esatto, non è un peluche, è talmente bello che potrebbe sembrare finto, in realtà proprio il nostro Ettorino. Bene, io vedo che siamo pronti per un po' di pubblicità, poi tornate, restate qui con noi perché abbiamo due cose molto belle da farvi vedere. Pubblicità. E rieccoci, grazie per... Abbiamo, io devo dirlo questo, abbiamo i protagonisti della trasmissione che sono in giro per le varie sale della sede di Telefriuli, perché ovviamente noi vogliamo rispettare giustamente, e facciamolo sempre, mi raccomando, quelle che sono le normative, allora siamo proprio il minimo indispensabile all'interno. Però sentiamo gli applausi che ci fanno molto piacere, poi speriamo ovviamente che gli applausi arrivino in qualche modo anche da casa vostra, perché è il premio migliore per noi che siamo qui e stiamo cercando di intrattenervi con questo spettacolo. In realtà è un incontro tra amici, perché poi 10-100.000 è questo, con questo logo che abbiamo ripescato dall'edizione del 1999. Quando abbiamo fatto degli aggiornamenti, delle nuove versioni del programma, abbiamo sempre cercato di realizzare un logo con delle caratteristiche nuove. Invece, logo realizzato da Livio Commisso dello studio Mediacom di Monfalcone, quest'anno abbiamo deciso di tornare all'origine, perché insomma è un po' il marchio di fabbrica di questa nostra trasmissione. E uno dei marchi di fabbrica di questa nostra trasmissione sono anche i filmati che ci offre la Cineteca del Friuli, che ci dà quel qualcosa in più perché riescono veramente a crearci e portarci delle emozioni straordinarie. E quindi noi in ogni puntata avremo una perla della Cineteca del Friuli di Gemona. Io ho qui una scheda che mi è stata preparata da un grande che è Carlo Gabershek e vado a presentarvi quello che sarà il filmato che andremo a vedere. Carnia mistica del 1955. Uno dei soggetti che ha sempre attirato l'attenzione degli autori di film documentari in Friuli è la Carnia. Nel 1955 alla Carnia ha dedicato un documentario il tarcentino Chino Ermacora, una delle più importanti figure della cultura friulana della prima metà del Novecento. Giornalista, scrittore, direttore di riviste friulane e cofondatore dell'Ente Friuli nel mondo, Chino Ermacora si era già occupato di cinema molto tempo prima, nel 1927, realizzando La Sentinella della Patria, un documentario che per la prima volta aveva mostrato il Friuli in tutti i suoi aspetti più caratteristici e significativi. Quasi 30 anni dopo, Chino Ermacora, che faceva parte del Cineclub Friuli, dirige un altro documentario che ha come soggetto l'antico rito del bacio delle croci nella pieve di San Pietro di Zuglio. Da molti secoli viene celebrato la Domenica dell'Ascensione. Il commento dai toni solenni e vibranti è scritto e recitato dallo stesso Chino Ermacora, accompagnato dalla musica d'organo di Don Albino Perosa. Questo è il filmato Carnia mistica proposto dalla Cineteca del Friuli, Venezia Giulia di Gemona. Eccolo. Campane a festa per l'ascensione nella valle della Bu.
ne diffonde il rombo la torre della Pieve di San Pietro, verso cui convergono le croci di 30 chiese, soggette un tempo alla vetusta matrice. Quella dello Spirito Santo di Chiusini ha il campaniletto coperto di scandole e il portico a ridosso degli orti. Le scortano lungo i pendii fioriti gruppi di oranti con il sacerdote, al quale rispondono in coro, mentre dall'alto lo scampanio sollecita i ritardatari che salgono ininterrottamente verso la vetta. Siamo nel solco di una tradizione liturgica sancita dai sinodi di Aquileia, che prescrivevano tale omaggio all'insigne basilica da parte delle Pievi, omaggio che le chiese minori dovevano a loro volta alle rispettive matrici. Sanctus Petrus de Carnea, dei primi documenti del secolo XII, si riallacciava al vescovado di Zuglio attivo fino al secolo VII e vantava, a continuazione dello stesso, un capitolo di canonici operosi nei villaggi sottostanti prima che sorgessero le attuali parrocchie. Conserva perciò il privilegio delle croci, unico in tutta la giurisdizione dello smembrato patriarcato aquileiese. Avantiquo, qui ricevevano battesimo i nati, sepoltura i morti dell'intera vallata. Qui, nel centro del canale, si incontravano da secoli i vivi ed i morti in comunione di voti e di suffragi. Chiesa della Madonna, luogo di raduno delle croci a mano che affluiscono dal basso. Le accoglie il portico dove i fedeli riprendono fiato, gli occhi fissi alla Pieve sovrastante, massiccia come un fortilizio che non allenta il suo squillante saluto. La gente si muove, si avvia. C'è anche la croce di legno di San Pietro, sulla quale avverte una leggenda Ave Crux, spes unica. Davanti le croci d'argento fasciate dai nastri come banderole, dono quei nastri delle spose alla Madonna ad impetrare protezione sui nascituri. Nel gesto gentile anche la simbolica offerta della purezza ai piedi della Vergine, che nelle pale scolpite o dipinte dagli artisti del luogo si direbbe una montanara liberata dalla gerla prima di assidersi sul trono della fede. Nella sua lucentezza la croce senza nastri della Pieve, a cui le altre s'accingono a rendere omaggio con la cerimonia del bacio. Al centro, come in tutte, il crocifisso, spes unica per tanti dolenti che furono e che saranno. Una dopo l'altra si inchinano alla croce nuda, la sfiorano, scompaiono sotto il portico. Le seguono assorti i fedeli con i volti atteggiati a composta austerità, caratteristica di una gente nata in una terra che non dà pane a tutti i suoi figli, costretti ad emigrare nelle più remote contrade del mondo. E siamo alla chiama nel sagrato in funzione di cimitero.
la folla si assiepa nel breve spazio per partecipare da attrice allo spettacolo. Infatti, applausi e lodi alle croci meglio ornate, motteggi e persino fischi alle disadorne. Un sacerdote scandisce i nomi dei paesi di provenienza secondo un ordine tradizionalmente osservato, la precedenza alle più lontane in moto dall'alba. Croce di Santa Gertrude di Timau, presente. Croce della Beata Vergine delle Grazie di Tausia, presente. Croce di San Nicolò di Lausana. Beh, questo, l'applauso noi lo facciamo. Questi filmati che ci regala la Cineteca è un concentrato di emozioni in ogni occasione. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di 100.000 di avere dei filmati e ogni occasione è la stessa emozione, la stessa sensazione. E la cosa incredibile, ci fosse una telecamera in studio, vi rendereste conto che siamo tutti di fronte ai monitor a guardarli con attenzione estrema, perché sono veramente dei frammenti, dei pezzi di storia. Quindi grazie alla Cineteca del Friuli, ogni settimana, ogni puntata ci sarà una di queste perle, che noi ovviamente spesso siamo costretti a sfumare, ovviamente per esigenze di tempo, però davvero grazie davvero. Bene, e a questo punto andiamo con un amico che già conoscete, voi che seguite 10-100.000, un amico con sorpresa, perché io non annuncio nulla se non Gianni Sachs, che interpreterà Libertango di Astor Piazzolla. Gianni Sachs.
detto, l'avevo detto che c'era la sorpresa, perché con Gianni Sachs abbiamo visto in questa bellissima esecuzione anche l'intervento di due ballerini del Club Diamante FVG e come al solito qui rappresentati da Marisa Benes. Marisa, buonasera. A tutti, buonasera a tutti. Volevamo fare una sorpresa ed è riuscita, una collaborazione con il maestro Gianni veramente spettacolare. Direi proprio di sì. Vorrei sempre precisare che i ballerini ovviamente sono autorizzati a ballare vicini, vero? Ripetiamo sempre questa cosa per evitare, loro sono autorizzati. Sì, loro sono degli atleti del CONI, la nostra federazione danza sportiva italiana nazionale, è un'associazione iscritta al CONI, per cui il protocollo di sicurezza ammette che l'unità competitiva non è solo lui o solo lei, ma in questo caso è la coppia. Se dovessimo parlare di, adesso magari con Gianni lo vedremo, si prende giustamente il meritato riposo perché sono brani molto molto complicati da fare, lo rivedremo più tardi, Gianni sta preparando un'altra bella sorpresa, ma se dovessimo parlare di un grado di difficoltà di un ballo del genere? Allora il tango è difficile per se stesso perché è molto veloce, come si è visto, con degli scatti. Qui doveva essere proprio calato nella musica. Libertango è un tango famosissimo di Astor Piazzolla, veramente un pezzo stupendo, e quindi già si conosce, però effettivamente deve essere interpretato e tra l'altro in una zona piccola come questa ancora più difficile. I ragazzi sono stati bravissimi. Sono sempre bravissimi, Pierluigi e Lisa, dico bene? Pierluigi Bottaccin e Lisa Cudin. Perfetto, grazie Marisa. Grazie Marisa, e questa è solo una delle prime collaborazioni tra ospiti, perché nel corso di queste puntate saranno tante sinergie tra loro, ma adesso andiamo con un po' di pubblicità e poi abbiamo un paio di belle sorprese come al solito, perché questi 10-100.000 di Telefriuli. Pubblicità! Gianmarco, questa canzone apre una parentesi bella, particolare. Parliamo di discoteche, parliamo di gente della notte 90 e dintorni. Due amici hanno pensato di creare questa pagina Facebook che sta riscuotendo un successo straordinario. Sono davvero amici, quindi io do a loro del tu, visto che è qualche tempo che ci conosciamo. Tommaso Ponti e Nicola Renda. Benvenuti e ciao. Allora, gente della notte, 90 e dintorni. Ci fate emozionare, perché ci fate tornare indietro alla nostra gioventù, quando chi per lavoro, come me, come voi, frequentavamo i locali ed era bellissimo, e poi le tante persone che hanno gravitato intorno al mondo delle discoteche. Come nasce quest'idea? Rispondete chi vuole, insomma, non c'è problema. Vai Nicola. Microfono. D'altronde, proprio come hai detto tu, è la nostalgia che ha fatto un po' da traino questa idea. Ci siamo incontrati in tanti degli operatori della notte, dei clienti della notte, e abbiamo visto appunto sempre che la nostalgia era quella che ci accomunava. È nato proprio sulla base di questo, sui ricordi, tanti ricordi, e confrontandoci con Tommaso abbiamo pensato a come potersi ritrovare, a come potersi rincontrare e far sì che questi ricordi potessero emergere di nuovo, e da lì è nato il gruppo. Stanno passando delle immagini, questa è stata una manifestazione che riuscì a riunire un po' tutte le discoteche della regione, era Maremoto fatta all'Aqua Splash nel 91, e qui è una testimonianza di quelle che erano le squadre, quindi tutti coloro che componevano gli staff delle discoteche. Tommaso, a mettere in piedi questi staff, gestirli, riuscire a creare gruppo, dai DJ, sono personaggi, Gianmarco, ma c'erano anche personaggi un po' strani, PR, barman, come riuscivate ad amalgamare questi gruppi per poi portare al successo di locali? Beh, credo che noi potremmo entrare nella Cineteca del Friuli, no? Nel senso che parliamo di un'era geologica fa in termini di relazioni, di comportamenti, di situazioni, quindi raccontare qual era l'atmosfera di non tantissimi ma tanti anni fa sembra paradossale, nel senso che c'erano delle situazioni consolidate di
di serate ripetute nel corso del tempo, nei giorni della settimana, c'era moltissima partecipazione, c'era una sorta di rivalità e di complicità all'interno di un mondo che è ormai scomparso, cioè il mondo degli operatori della notte e di tutto quello che ne ruotava attorno. È un mondo che raccontarlo oggi sembra impossibile. C'era certamente un'atmosfera di collaborazione che consentiva un turnover di staff e di squadre che si riproponevano magari anche con gli stessi protagonisti, ma sotto bandiere diverse, che ha creato per una ventina d'anni direi l'area del divertimento non solo in Friuli ma direi in Italia. E le discoteche però sono state viste spesso dalle persone che magari non le hanno frequentate come luoghi dove si balla, si beve qualcosa, si fa amicizia. Erano contenitori culturali, perché comunque la musica, io penso a quanti DJ, il Friuli poi ha avuto la fortuna di avere dei personaggi straordinari che poi sono emersi a livello internazionale. Ora io non voglio citarli perché ho paura di dimenticarmi qualcuno, ma sono veramente tanti, quindi erano dei contenitori culturali veri e propri di idee, non era solo un luogo dove si ballava. Io credo che forse manchi questo in questo momento. Io voglio sapere in quali locali avete lavorato. Più o meno, sono tanti, lo so. Tanti gli anni trascorsi, ma sono anche tanti gli anni che abbiamo passato nei locali, sia come clienti che come operatori, collaboratori. Possiamo nominarne tanti, comunque durante l'estate diciamo che un po' tutti i locali, perché magari c'è qualcuno che ha lavorato solo in un locale, è rimasto lì, qualcuno ha girato, ma era una grande famiglia, quindi anche gli elementi si scambiavano, poi durante l'inverno lavoravano in altri locali, magari non insieme, e poi si ritrovavano durante l'estate in altri locali estivi. Era una grande famiglia, veramente. Tommaso, un ricordo di una serata particolare che si possa raccontare in televisione? No, allora meglio di no. Ci tenevo soltanto a dirti una cosa, che spesso le discoteche sono state anche un pochino bistrattate. C'è stato anche un periodo in cui si parlava delle stragi del sabato sera, poi c'è stato un momento in cui venivano forse demonizzate, a mio modo di vedere più del necessario. C'è da dire anche che, per quanto è stata la nostra realtà locale in Friuli, avevamo dei locali oggettivamente a misura d'uomo, cosa che non è sempre successo in tutto il resto d'Italia, e quindi quelle che erano delle volte considerate c'è stata una generalizzazione del problema, delle degenerazioni di quel mondo, noi non le abbiamo mai vissute. Noi le abbiamo vissute sempre entro determinati limiti e canoni che hanno fatto sì che molte delle persone si siano veramente solo divertite e abbiano trovato solo aspetti positivi. E a me, ti dico la verità, avendo lavorato alla discoteca, credo sia stata una grande palestra per tanti lavori. A me è sempre data fastidio la parola butta fuori, perché la gente che lavorava in discoteca sa che la butta fuori era una persona che faceva la sicurezza e tutelava le persone. A me non è mai piaciuto questo termine. Io però, siccome a 10-100.000 tutto si lega, mi sposto da questa parte, oltre il mio separé, perché un amico ospite fisso di 10-100.000 ha creato la parte grafica e artistica alla fine degli anni '80 del Mr. Charlie, locale nei quali voi avete lavorato con successo. Livio Comisso, anche questo hai fatto. Allora, facci vedere questa parte, cerchiamo di essere veloci, di stare nei tempi, però abbiamo recuperato questo, è nato a Casalmente. Sapete perché? Perché io stavo pensando che le discoteche erano davvero il tempio del divertimento. E mi ricordo che avevo visto qualcosa di simile. Livio Comisso creò con l'immagine Mr. Charlie un tempio. Che dici, Livio? Sì, per quello che hai detto tu prima, e cioè che le discoteche venivano un po' demonizzate, quando mi è stato conferito l'incarico perlomeno di creare qualche immagine per Mr. Charlie, per gli inviti di Mr. Charlie, la prima cosa che mi è venuta in mente, come dicevi tu giustamente l'altra sera, era un tempio della musica, un tempio per divertirsi, per rilassarsi, e non certo immagini più forti e più da tregenda come sono state create dopo. Quindi l'idea che era nata quella volta, non c'era ancora il computer, questo è stato fatto ancora in aerografo, quindi grazie a voi che avete
che mi avete rispolverato un grandissimo ricordo come questo. Beh, magari lo pubblicherai sulla pagina Gente della Notte, ovviamente. A questo punto sì, devi assolutamente pubblicarlo. Assolutamente sì. Grazie Livio, perché Bene. poi tocca a te, lo sai. Molto bene, grazie. Io chiedo ai nostri amici, siccome adesso ci devono salutare e lasciare, di indossare la mascherina Gente della Notte, ovviamente 90 e dintorni. Hanno fatto anche questa, perché ovviamente anche questa è sicurezza, così potete uscirvene. Guarda che belli che sono. No, erano belli anche prima, sono dei bei ragazzi, sono diversamente giovani come me, però insomma ecco, hanno fatto anche la mascherina. Ragazzi, io vi ringrazio. Vorrei chiedervi una cosa: nelle prossime puntate riusciamo a tornare, magari troviamo oltre a Gianmarco un confronto con Gianmarco, con un altro DJ, un titolare per raccontarci come sono cambiate le cose in questi anni. Se volete siamo qua. Molto volentieri, e anche per raccontare un mondo che forse chissà se riusciremo a ripetere alla fine di questa tragica esperienza. Non lo escluderei. La gente forse vorrà tornare a divertirsi e a incontrarsi dopo tanti mesi e anni di web e di social. Noi siamo ottimisti e speriamo comunque in qualcosa di simile, se non proprio quello. Gente della Notte, 90 dintorni su Facebook, e poi magari vi ritrovate un po' lì, o magari potreste trovare il papà, la mamma che si divertivano nelle discoteche, perché questo è il bello di quegli anni. Grazie Tommaso Ponti, grazie a Nicola Renda, grazie davvero. Gianmarco. Ieri l'altra settimana abbiamo ricordato Oliviero Silvestri, il Cursal, la terrazza a mare. Insomma, quanti bei ricordi anche Tantissimi. tu abbiamo legato a questa... È venuta la pelle d'oca sentendo... Sì. E anche tu ci sei sulla pagina... Certo. Lo so, anche tu hai uno spazio. Si stanno sistemando da quella parte invece altri due ospiti che ci parleranno, vedo dei libri. Vedo Livio Commisso insieme ad Andrea Mascarino. Buonasera a voi innanzitutto. Ciao. Buonasera a voi. Livio, presentaci il tuo ospite. Allora, il mio ospite è un amico anche lui da 35 No, ma è bello è questo, scusa, è bello questo di 100.000. Io prima ho detto a Gianmarco, ieri ci siamo sentiti, con Livio ci siamo sentiti stamattina prima di andare in onda, c'è la cosa del Charlie Porta, cioè noi ci sentiamo quotidianamente, perché prima siamo amici, poi 10-100.000 è il modo per stare un po' insieme, questa è la verità. Allora, Andrea è un grandissimo, un grande personaggio della Udine culturale, diciamo così, è anche sportiva. Noi ci siamo conosciuti da un punto di vista lavorativo, perché lui aveva un'azienda fotolitistica, quindi per fare i dépliant e tutte queste cose qua si usavano i fotolito, e quindi lo conosco per ragioni di lavoro. Ma poi lui è diventato un grandissimo editore e sarà lui poi a presentarci un po' le sue opere, diciamo, no? Perché qui è in veste di editore. Ecco, Bene Andrea, allora cominciamo a parlare, ci hai già fatto vedere qualcosa prima in camerino, poi arriveranno anche dei filmati a supporto, se vuoi cominciare a raccontarci. Beh, diciamo che il fine era quello di poter raccontare la nostra regione, le bellezze della nostra regione. Una regione straordinaria, per me la più bella d'Europa, perché è, come diceva Ippolito Nevo, un compendio di bellezza e raccontarla con parole scritte e immagini, per lasciare ai posteri qualcosa da vedere, perché le nuove generazioni conoscono ben poco della nostra regione. Abbiamo iniziato un percorso facendo dei libri e raccontando le acque della nostra regione, i boschi della nostra regione, la zona del Carso, quella bellissima zona tutta fantasmagorica, coloratissima, no? E che poi in autunno assume il sommaco, quel rosso romantico e così forte, no? Abbiamo raccontato l'anno scorso... Vedo che stanno scorrendo intanto delle immagini. Sì, ecco, questo è l'ultimo libro che abbiamo realizzato. Abbiamo pensato di raccontare un percorso dalle Alpi Giulie al mare. Le Alpi Giulie, che sono le Alpi bellissime di tutto il Tarvisiano, che accompagnano poi la foresta del Tarvisiano, e abbiamo fatto questo percorso fino al mare, passando a volo d'uccello sopra la Valle dell'Isonzo, tutto il Carso, tutta la parte della laguna, fino poi alle falesie di Duino. Una passeggiata sul nostro Friuli. Un lungo volo. E soprattutto le foto sono di Lucio Tolar, bravissimo fotografo, molto emozionale, e i testi sono raccontati da due grandi penne. Uno è Franco Perco, che è stato anche presidente del Parco Naturale dei Monti Sibillini, e uno è il giornalista Sarcinelli, anche scrittore,
che raccontano la biodiversità di queste zone. La biodiversità, noi abbiamo il 90% in Friuli di tutta la fauna d'Europa. Abbiamo 3.400 tipi di piante, abbiamo una moltitudine di flora che è una cosa incredibile, perché siamo proprio chiusi fra il mare e la montagna nell'arco di 100 km. Territorio unico. E Andrea, quindi... ti chiedo se possiamo sospendere, perché andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo ancora a parlare di queste opere, di un'altra cosa particolare che ha creato. Un po' di pubblicità, state con noi. Ed eccoci qui, siamo tornati in compagnia, in vostra compagnia, sempre qui su Telefriuli, con questa nuova puntata di 10-100.000. Allora, stavamo parlando con Andrea Mascarin, ospite di Livio Comisso, Studio Mediacom, parlavamo di libri, di belle opere che Andrea va a pubblicare, a produrre. Abbiamo parlato di un libro prima delle Alpi Giulia, un volo attraverso la nostra regione, attraverso il Friuli, però c'è un altro bel libro, ne vedo tanti belli lì, a dire la verità. Ma volevi aggiungere qualcosa? Guardavo lo schermo e vedevo le immagini del Tarvisiano, a cui sono molto affezionato. Abbiamo realizzato anche questo bellissimo libro di 200 pagine. Le foto qui sono di Carlo Spaliviero e i testi sono raccontati sempre da Umberto Sarcinelli. Il Tarvisiano è sempre stato un incrocio di popoli straordinario, dai Gepidi, che erano grandi metallurgi dove i romani andavano da loro a fare le famose spade, no, dei romani, ai Celti, ai Longobardi, insomma dopo i Veneti, insomma fino alla fine quando gli austriaci combatterono con Napoleone si trovano ancora le vestigia di queste cose. E questo territorio si porta dietro questa foresta che è una poesia, è un incanto, è qualcosa che dobbiamo mantenere. Noi lo sforzo che facciamo è proprio raccontare le bellezze di questo territorio, che non è solo Friuli. Prima abbiamo realizzato il libro dei boschi, che si chiama Senza confini, perché la natura non ha confini, i confini li mettiamo noi. Mettiamo muri, reticolati e quant'altro. Ed è questo incanto che speriamo di poterlo trasferire alle nuove generazioni, che sappiano cosa c'è, forse ci sarà, ma che cosa è stato soprattutto. Domanda dell'uomo della strada, che però potrebbe incuriosire. Quanto tempo ci vuole a realizzare un'opera, un libro del genere? Cioè partendo dalle foto alla stampa poi, che periodo ci vuole di tempo, che lasso di tempo? Allora, mediamente da 1 o 2 anni, mediamente, perché la stampa, cioè l'editoria si porta dietro una filiera molto importante. Le fotografie possono anche avere un'incubazione di 2 anni, perché sul territorio ci vai più spesso. Per dire, Lucio per fotografare la lince è andato 6 volte e si è accampato lì prima di vederla a 300 metri, è proprio riuscire a prenderla con un teleobiettivo, tanto per... Poi la raccolta delle foto è anche imbarazzante per noi editori, perché alla fine non puoi fare la Treccani, certo. E la scelta è sempre imbarazzante, sempre perché sono tra capolavori del genere, sono tutte bellissime. Sì, veramente... ecco, qui vedi i pastori, qui ci sono 2 giovani che hanno deciso di acquistare una malga e diventare pastori e quindi hanno scoperto l'incanto della natura, no? Uno è veterinario e l'altra faceva la creativa. Voglio dire, c'è questa voglia dei giovani di tornare alla natura e noi speriamo che questo sia sempre un obiettivo sempre più prezioso, perché guarda cosa abbiamo intorno. E noi qui sentiamo in televisione a parlare solo di economia, di politica. C'è tutto questo invece, alla quale dobbiamo dare tanta importanza. Ma sì, io dico sempre ai genitori, quando vado a scuola, dico portate i ragazzi in montagna, al mare, fatti ritoccare con mano queste cose, perché questa è vita, è la vita che scorre nelle pagine di un libro. Beh, che dire, io ho conosciuto un'altra faccia di Andrea qualche decennio fa e lui è sempre così coinvolgente nei suoi progetti e quando ha incominciato, penso una quindicina d'anni fa, a proporre i libri, cominciando dai boschi, dai grandi alberi che abbiamo in regione, eccetera, cosa vuoi? È stata una scoperta anche per me, tutto quello che ha detto. Quindi vedi che partendo da un mestiere si arriva a un altro. Infatti io ricordo quel signore delle notti a Lignano, quando c'era una famosa gara di moto che era la 12 ore enduro. Sembra di ricordarmi di lei in spiaggia a Lignano Sabbiadoro.
io vorrei parlare di questa cosa, è veramente bella, se riuscite a inquadrare. Costituzione della Repubblica Italiana, Statuto speciale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sì, noi abbiamo voluto realizzare questo bel cadeau, gli abbiamo dato i colori del Senato, abbiamo inserito la Costituzione della nostra Repubblica, abbiamo inserito la storia della nascita della Regione Friuli, abbiamo inserito lo Statuto del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto abbiamo raccontato chi erano i nostri padri costituenti, che pochissimi conoscono. Una volta Udine era con la provincia di Belluno, quindi noi abbiamo avuto qui in Friuli, la provincia di Udine era molto allargata, 15 padri costituenti che sono stati personaggi incredibili, da tessitori a Gortani, a Fantoni, a Schiratti, gente che ha fatto la storia di questa cosa e ultimamente, io dico sempre, è un regalo da fare ai giovani, perché quando sei davanti alla televisione e molto spesso in questo bailame politico che c'è negli ultimi anni ti citano la Costituzione, dicono l'articolo della Costituzione, vallo a vedere, vallo a leggere e capisci quello che uno sta dicendo, se sta mentendo o se invece... E poi quello che mi dispiace molto è che in questo momento la politica disattende la nostra Costituzione, che è la nostra traccia, la nostra via da seguire. E quindi gli abbiamo dato anche un tono prezioso con laminato d'oro sulla copertina, col segnalibro tricolore, nella speranza che i genitori lo regalino ai ragazzi e che si ricordino che cosa siamo stati, insomma, e che cosa dovremo fare. Andrea Mascarin, grazie per esserci venuto a trovare. Grazie. La bellezza di 10-100.000 è che abbiamo ospiti, potremmo fare delle puntate monotematiche, solo dedicate agli amici che ci vengono a trovare. Noi cerchiamo in sintesi di farvi conoscere le belle realtà che ci sono nella nostra regione, portarle davanti al teleschermo e raccontare di loro. Ecco, questa è la cosa che noi agli ospiti. Ti avevo portato un regalo, un'immagine dell'albero bellissimo, il più bell'albero che avevamo in Friuli, e spero che la regia la possa mandare, Non perché lo so, non chiedo miracoli. tu sei di Latisana e a Latisana c'era un albero che si chiamava Zelkova crenata, 220 anni, un gigante straordinariamente bello, dove sotto nel campetto in erba Lorenzo Buffon giocava a piedi scalzi. Eccola, no, per dire... Non è questo, non lo so. No, non è questo. Non c'è problema, dai. Comunque, vabbè, ecco, volevo fartelo vedere perché tu non l'hai visto. No, io l'ho visto. Ho l'età sufficiente per averlo visto dal vero. Ecco, aveva raggiunto la bella età di 220 anni, l'altezza di 32 metri. Era un incanto. Grazie Andrea. Livio, grazie, perché come al solito ci porti gli ospiti sempre straordinari. Grazie, grazie davvero. Ciao. Io mi sposto da questa parte perché ora si balla, non io ovviamente, ma chi lo sa fare bene, che sono i ballerini del Club Diamante FVG. A voi arrivano subito qui. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your records just quitting balls of fire. I let that love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, quitting balls of fire. You kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. Balls of fire. Should. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I treat my nails and I flip on my thumb. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby, drive me crazy. I say goodness gracious, with balls of fire. Ma che bravi, ecco che escono, diamo il tempo
a Lisa e Pierluigi di uscire e chiamiamo adesso Marisa Benes, così evitiamo gli incroci. Buonasera Marisa. Di qua e di là del Esatto, di qua e di là plexiglass. del vetro, ma va bene così, va benissimo così. Cosa ci hanno presentato? Pierluigi e Elisa hanno presentato questo bellissimo agitato anche ballo che è il jive, deriva dal boogie woogie del rock and roll, è una delle 5 danze latinoamericane con cui loro si presentano alle competizioni. Si tratta di una classe di livello internazionale. Pierluigi e Elisa hanno dei titoli, sono titolati Sì. davvero molto importanti, insomma, hanno Sì, rappresentano l'Italia, diciamo, in ambito internazionale per i risultati che hanno avuto. Quindi Marisa, benissimo. grazie perché ci portate questi straordinari ballerini e ringraziando Marisa, ringraziamo anche il Club Diamante FVG ovviamente. Grazie a voi. Grazie davvero. Bene, mi sposto al di qua del plexiglass perché vorrei parlare di un qualcosa che abbiamo pensato di creare per questa edizione di 10-100.000. Ma prima partirei con un filmato e poi vi racconto di cosa si tratta. Andiamo a vedere questo filmato e troverete un amico vostro, nostro, di tutti. A voi. Don't play no more. Don't play no more. Don't play no more. No, 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 no. Don't play the song for me. It brings back memory. The day that I once knew. The day that I spent with you. Oh, another let play and fill my heart with pain. Please stop, run away. I remember just what I say, say. Darling, I love you. You know that you lie. Darling, I love you. Oh, you know that you lie. Darling, I love you. You know that you lie. You lie. You lie, lie, lie. I remember when our first day. You kissed and the one away. You were only 17. I never asked so me. You told me you love me. You told me again. Oh, little darling, almost anywhere. Darling, I love you. Oh, you know that you lie. Darling, I love you. Oh, you know that you lie. Darling, I love you. You know that you lie. You lie. You lie, 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 lie. Oh, you know that you lie. Oh, you know that you lie. You know that you lie. You lie. You lie, 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 lie. Oh, you know that you lie. Oh, you know that you lie. You know that you lie. You lie. You lie, 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 È vero o no che è un nostro caro amico? È assolutamente vero. E con lui parleremo anche di un'iniziativa nuova che è Pronti Via, ma questo subito dopo la pubblicità.
Siamo ancora qui con voi su Telefriuli con questa seconda puntata di 10-100.000, l'appuntamento del venerdì. Allora, abbiamo chiuso con un filmato dove protagonista è stato Beppe Lentini. C'è un motivo. Noi abbiamo pensato, noi, il gruppo di 10-100.000, ovviamente insieme a Telefriuli, di creare una rubrica all'interno di 10-100.000 che si chiama Pronti Via. Poi vi spiegherò perché è nato questo nome. A chi vogliamo dedicarla? A tutte quelle band, quei gruppi, quegli artisti, attori che hanno vissuto un momento di grande difficoltà quest'anno, perché ovviamente lo sappiamo tutti noi. Io ho detto che questa trasmissione 10-100.000 vuole essere una trasmissione leggera, portare un po' di serenità, però le realtà sono queste. E allora abbiamo detto, perché non approfittare di un mezzo televisivo così importante come la televisione, su Telefriuli che ha una visibilità enorme, per offrire una vetrina a questi artisti. Potrebbe essere il modo migliore per ripartire. Pronti? Via! Allora, abbiamo scelto Beppe, perché Beppe è una colonna portante di 10-100.000, partecipò nel 99, il figlio Federico ha creato questo studio dove tante band vanno a fare queste produzioni. Allora oggi abbiamo colui che segue i service e anche un artista e vogliamo cominciare con loro. Però invito tutti quanti voi che ci state guardando, se suonate, se recitate, se volete venire qui a Telefriuli, mandate una mail a info@modashow.it oppure al 393 33 52 362, un messaggio, una telefonata e poi ci metteremo d'accordo. Ovviamente ci tengo a dirlo, è tutto gratuito, è un passaggio, un'opportunità che vi vuole dare Telefriuli insieme allo staff di 10-100.000. Beppe Lentini, Federico Lentini, buonasera. Buonasera a tutti. Buona. Oh, ma è informissima quest'uomo. Cioè, Grazie. Quanti anni hai, Beppe? Sono parecchi. Tra poco lo dico, eh? Sì. Lo dico? Sì. 78. 78 anni. Beh, insomma, portati benissimo. E naturalmente una vita su un palcoscenico. Esatto. Senti, allora, iniziamo da Federico. Ho visto questa bellissima produzione, questa idea, anche voi avete avuto questa idea per cercare di smuovere un po' le acque in questo periodo con FreeTube, dove voi caricate i filmati di queste band. Come nasce questa idea e soprattutto come è stato questo periodo così strano? Questo periodo per noi artisti, per noi operatori dello spettacolo non è felice, è piuttosto drammatico, ma noi dobbiamo andare tutti quanti contro, per cui abbiamo creato questa situazione in questo studio dove c'è un palco vero e proprio, dove ci si può esibire rigorosamente dal vivo, facciamo le riprese e ci mettiamo sul web. E così tutti quanti ci riconosceranno e ci richiameranno per le feste. Perché prima o poi si ricomincerà. Beppe, tu hai, a parte la tua età che non ha importanza, da quanti anni sei su un palcoscenico, sei sul palcoscenico? Sai, sono tanti. Ho iniziato verso il 57-58, quando ero molto giovane, sentivo i primi dischi che arrivavano dagli Stati Uniti, dall'America, il rock and roll, sono rimasto fulminato, ho cominciato a suonare la chitarra, a studiare la chitarra, a cantare, a studiare la batteria, l'ho suonata per tantissimi anni come professionista. E poi il mio rock and roll mi ha preso e da quel periodo io non l'ho più lasciato. Naturalmente ho fatto delle grandi esperienze, dal 59-60 la mia prima esibizione dal vivo, fino negli anni 70 ho fatto tutte le esperienze musicali. Negli anni 70 ho ripreso in mano la mia chitarra anni 50 e ho ripreso con il grande rock and roll e con la musica pop del periodo degli anni 50, fine anni 50, primi anni 60, e non l'ho più lasciata, e tu lo sai perché ci conosciamo bene. Senti, ma 10-100.000, vedi che siamo tornati, questo logo era quello del 99, È tu bellissimo. sei stato uno dei protagonisti e in ogni riedizione che noi facciamo tu ci vieni a trovare. Cosa ti ricordi di questo gruppo di matti del 99? Io mi ricordo, io ho visto i VHS. Gliene abbiamo fatti tutti i colori a quest'uomo. Io mi meraviglio che venga ancora qui quando accetta l'invito, perché l'abbiamo fatto impazzire. Sto scherzando, però eravamo un gruppo veramente straordinario. Guarda, anch'io ho registrato tutti i pezzi. Devo dire che sono state 10 puntate, perciò 10 settimane. Io mi ricordo cantavo 2 pezzi ad ogni trasmissione. Per me nel palinsesto di quel periodo era la più bella trasmissione. A livello nazionale, ovviamente. Gasiamoci un pochino. Ragazzi. Sto scherzando. Bellissimo. Però insomma... Poi c'era quel gruppo di ragazzi che facevano baccano simpaticamente. Sono stati un punto di forza comunque con
tutti gli artisti e i personaggi di quel periodo. Guarda, rivedere le foto e le immagini di quella edizione, questi ragazzi che ballavano, saltavano, Gianmarco se lo ricorda, anche lui c'era, si percepisce come sono cambiate le cose quest'anno. Però insomma prima o poi ci torneremo, prima o poi torneremo ad avere 20 persone in questo studio, perché questo capiterà. Bisogna avere un po' di pazienza adesso e poi ce la faremo. Io so che voi avete un altro filmato pronto da far vedere, giusto? Ecco, anche questo io lo dico perché abbiamo solo 2 rappresentanti. Ovviamente se alcuni di voi vorranno contattarci per entrare in questa rubrica Pronti Via, dovranno mandarci un filmato e venire un solo rappresentante di una band, massimo 2, proprio per una gestione degli spazi e per evitare assembramenti. Ci piacerebbe molto potervi avere qui a suonare dal vivo. Andiamo con questo filmato, di che cosa si tratta? Allora, sì, lo posso dire io, insomma, è un pezzo solo strumentale perché ho amato molto i pezzi strumentali di quel periodo, si chiama Perfidia, è un pezzo degli anni 40 che io lo suono con Federico e con la band dei Great Ball of Fire, proprio con il suono originale di quel periodo. Gran bel pezzo. Beppe Lentini, Great Ball of Fire, con questo video, a voi. Bravo Beppe, bravi Great Ball of Fire. Grazie. Bello anche il filmato, ovviamente. Grazie, grazie davvero. Ragazzi, posso chiamarvi così? Posso chiamarvi ragazzi? Sì, assolutamente. Cosa ti aspetti Beppe nei prossimi mesi? Stai già facendo delle cose, lavorate in studio o proprio l'attività artistica si è ovviamente interrotta in questo periodo? No, l'attività artistica si è interrotta come tutti, lo sai, i lavoratori dello spettacolo, gli artisti. Sto lavorando a casa eventualmente per fare un lavoro nuovo sullo strumentale che, come avete sentito, esatto, perché è un bel filone, un bellissimo filone. Allora fare un album strumentale con Federico che è il grande della la situazione. Fortuna di avere un figlio che ha seguito il tuo percorso, però l'hai indirizzato anche alla parte tecnica. Furbacchione, Beppe, furbacchione. È nato con i mixer, eccetera, oltre ad essere un bravissimo musicista, e speriamo che tanti musicisti vengano nello studio a suonare, a provare a trovarsi e a bere anche qualche bicchiere di gazzosa. Grazie. Grazie per l'invito. State pure qui perché adesso io devo andare in pubblicità, però avete capito amici, suonate, cantate, recitate. Telefriuli 10-100.000 vi mettono a disposizione questo spazio. Prima o poi ripartiremo, dobbiamo essere pronti, via. Pubblicità e poi tante sorprese. Pubblicità.
Eccoci di nuovo qui a 10-100.000 su Telefriuli. Mi trovo al centro della colonna sonora musicale di questa trasmissione. Perché qui ho Gianmarco De Michelis, che ci ha fatto ascoltare prima delle chicche mentre parlavamo di gente della notte 90 e dintorni, quindi si parlava di discoteche, e lui dalla sua console cura tutto il tappeto sonoro, il tappeto musicale della trasmissione. Dall'altra parte abbiamo Daniele Bellotto, che ogni tanto fa degli interventi a sorpresa, ogni tanto sistema lo studio, e il nostro Jolly, scherzo ovviamente Daniele, poi ci farà una sorpresa anche lui. E poi al centro, perché adesso tocca a lui, abbiamo il maestro Gianni Favro, in arte Gianni Sax Live. Quindi la musica di 10-100.000 è tutta qui, poi arrivano gli ospiti che si aggiungono, ma loro sono le colonne sonore. Gianni, buonasera. Buonasera a te, cosa ci presenti? Un brano pieno di pathos, perché questo brano me lo chiedono gli sposi generalmente per il taglio torta, quando tagliano la torta. Si tratta di un brano di Whitney Houston, I Will Always Love You. Perfetto. Pronti? Gianni Sax!
Bravo Gianni! Che atmosfera! Fossero stati altri tempi, io avrei ballato un lento con Bellotto. Gianmarco con Sdrindule tagliavano la torta e invece ti abbiamo solo fatto l'applauso. Gianni, vai! Bene, credo sia il momento di ringraziare coloro che stanno lavorando alla realizzazione di questo programma, iniziando con la regia di Pierangelo Buttazzoni, ho qui davanti a me Giandomenico Ricci, poi ringraziamo Tommaso Ravo e Ada Peressi, grazie davvero. Poi c'è colei che nel dietro le quinte gestisce il cast artistico, che è Paola Rizzotti, responsabile titolare dell'agenzia Modashow.it. Ciao Paola, buonasera. Buonasera a tutti. Come vanno là dietro? Come si comportano questi ragazzacci? Bellissimo, poi non è una frase fatta, ma io sto imparando tante cose, perché veramente sono degli ospiti straordinari in questa seconda puntata, ma penso che ogni volta mi stupirò, quindi grazie che imparo anche tante cose. Senti, abbiamo invitato gli artisti a contattare 10-100.000 anche attraverso i social Modashow.it per approfittare di questa vetrina che viene data per pronti via. L'agenzia Modashow.it in questo periodo, in questo anno, è stata ferma come tutti, anche se qualcosa si è riusciti a fare. Cosa state programmando? Siete già al lavoro, malgrado? Noi abbiamo già preso i contatti con le varie amministrazioni, con gli enti, con le associazioni di categoria per programmare gli eventi. È logico che bisogna avere varie possibilità, quindi varie opzioni, esatto, sperando che però questo 2021 non sia come il 2020, ecco. Insomma, però noi siamo già pronti e operativi. Esatto, bisogna avere grande elasticità. Ecco, qui sotto stanno apparendo la mail e il numero di telefono, ripeto, per tutti gli artisti che vogliono approfittare di questa straordinaria vetrina che Telefriuli vi offre con 10-100.000, contattateci, ovviamente lo spazio viene dato gratuitamente, ci mettiamo d'accordo, ci dovete inviare un video, insomma poi ci contatteremo. Paola. Pronti via. Pronti via, esatto, questo deve succedere, questo appena si ricomincerà, pronti via. Grazie Paola, là dietro c'hai una persona che ti aspetta che adesso devi mandare sul palco, perché adesso ci piace unire un po' i personaggi che fanno parte di questa trasmissione. Avete visto, prima abbiamo avuto Gianni Sachs che ha ballato col Club Diamante, lui ha suonato, poi c'erano i ballerini che ballavano col Club Diamante FVG, e adesso uniamo due amici nella vita e nel lavoro, Daniele Bellotto e Sdrindule! Guarda che dobbiamo fare una canzone. Esatto, che è una vera checca. No, chicca. È una... Adesso non abbiamo il coro per fare esatto. Però devi fare tu devi fare il cavallo. Io non sono capace di fare il cavallo. Tu devi provare. Cioè, non riesco. Fai il cavallo. Quello è un asino che corre a Fagagna e l'hanno clonato. Aspetta, ho un'idea. Lo faccio il cavallo, aspetta. Sì, no, te lo porto io, se no. Ecco, signori, finalmente abbiamo trovato il cavallo. Il cavallo, ecco il cavallo. Bon. Vai, puntate. Chi l'ha usata? Vai, che se non muori. Mola, che non ci mandino via. Il cavallo. Dai, la facciamo, via. Senti, se viene mal, guai, Ti devo dare il microfono per cantare, aspetta. Vieni qua, devi cantare con questo, se no non ti senti. E conta una leyenda di che il cowboy furlano callava e coltivava di Darvis a Lignano, al pues delle pistole aveva il bottiglione e al piantava sempre la solita canzone. Hippia hey, hippia ho, volevela lontana, volevela lignana. Bravo, che tu si fermava sempre in place a Cerneglun. Ti sei fermato anche tu? Sì, perché si fermava sempre in place a C'era la sagra della Susina. Ah, scusa, non sapevo. Tu sai che differenza passa fra la prugna e la Susina? Ma credo sia la stessa cosa. No, con la prugna vai.
e con la Susina vieni. Lo rifacciamo, vai. Si fermava sempre in piazza Cerneglu, poi si fermava a Spandi, poi io ho visto ma già a Talmasson finiva il bottiglione e lui ti andava in sempre disfatta a Fossalò. Lui è un furlone e alla leve la linea. Adesso cosa avviene? Non ti ricordi più. Vai. Vai, tocca a te. No, tocca a te. Come al visto sol nel Nebraska. Nebraska. Tutto un suo amico vigno io dalla California. Ha gettato le frutte del Kentucky e alle amor col sceriffo dal Massachusetts. Ha fatto anche un film, Ombre Rosse, con Spritz Taylor e Richard Bourbon e tutti lo chiami Bingo. Frati di Ringo, muse di Clinton. Lui era un furlone e al voleva la linea. Dai, fallo tu. L'ha fatto lui per me, se no facevo il playback. Mi sa che ci sarà da fare un taglio, No, e non solo piccolo. Vai. Allora un applauso, anche se in studio non siamo rimasti in tanti ovviamente, ma bravo. a Sdrindule e ovviamente a Daniele Bellotto. Ormai grazie. Non siamo più in zona. Lascia protetta. stare le zone. Allora, io voglio ringraziare, stai qui con me Sdrindule, chiudiamo Sì. insieme, anche se siamo separati da questo Non importa. plexiglass, però chiudiamo insieme. Ringraziare chi ha partecipato oggi con noi, quindi Daniele Bellotto, insieme a Gianmarco De Michelis, a Gianni Sachs per la parte musicale. Poi abbiamo visto Livio Comisso insieme ad Andrea Mascarin, e poi abbiamo parlato di Gente della Notte 90 dintorni con Tommaso Ponti, Nicola Renda, Marisa Benes insieme ai ballerini del Club Diamante FVG, e credo di aver ricordato tutti, ma volevo chiudere con Sdrindule, anche lui con noi. Grazie a tutti. Amici, un grande saluto. ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora, sempre su Telefriuli. E ovviamente un saluto a Torino che sta Sì, riposando. signore. Ciao! Ciao, mandi.